Buonasera a tutti e benvenuti a questa serata Una ragazza per il cinema, un corso che da più di 30 anni è sul palcoscenico nazionale e che questa sera è giunto alla finale regionale del 2020. Una ragazza per il film è un concorso che da oltre 30 anni è sul palcoscenico nazionale con un unico filo conduttore: bellezza e talento.
vorrei fermare un attimino le ragazze così prendono fiato e si riposano, perché vorrei presentarvi colei che ha contribuito a rendere queste splendide creature ancora più splendide. Sto parlando di Doris Ramazzotto, titolare di DF Talent di Este Cavalieri. Grazie Doris. Puoi spiegare un pochino come ti sei sentita essere qui con queste ragazze, come ti sembra? Ti lascio la voce. Grazie, buonasera a tutti. È stata un'emozione splendida e condividere con queste bellezze, ognuno crea la sua, espone le proprie emozioni con la propria bellezza, con la sua unicità. Tante belle ragazze, giovanissime, piene di sogni, di speranze. E mi piace perché ognuno ha il suo sorriso particolare, è molto importante questo, è proprio il suo gioiello importante che è il sorriso, e con questo dovrebbero conquistare il loro sogno. Grazie. Vi auguro a tutti in bocca al lupo a tutti, la vita più bella di tutte le belle. Grazie. No, dove vai Doris? Fai una passerella anche tu, fatti vedere. Siamo noi che ringraziamo te per la tua bravura. La giuria ha deciso chi saranno le vincitrici di questa sera, ma prima di proclamare le vincitrici io vorrei ringraziare innanzitutto la giuria per il lavoro che ha svolto. Il ristorante Antico Drum, che come dicevo prima così gentilmente ci ha ospitato in una maniera assolutamente meravigliosa. Voglio ringraziare ancora DF Talent Parrucchieri, e cioè Doris Ramazzotto, per tutto il bel lavoro che ha fatto sulle nostre ragazze. Vorrei ringraziare anche Fioreria Catiuscia di Este per gli omaggi floreali alle nostre ragazze e Graphic Innovation di Este. Voglio ringraziare anche la Pony Confezioni di Nueta Vicentina che ha fornito tutte le mascherine, e vorrei ringraziare anche le Magnolie di Francesco Lorenzo, la lavanderia a ferro di Este, e ultimo ma non ultimo Max Eventi di Max Tiberto che ha organizzato questo evento. E con Max Eventi intendo anche Sonia, la preziosissima responsabile del backstage, che ha permesso alle ragazze di muoversi con questa disinvoltura. Un applauso a loro. Allora, cominciamo le premiazioni. Partiamo dalla fascia wow. A premiare vorrei qui con me Dennis Costa. 11 Alissa Bezzioli. La fascia innovativa questa sera va alla numero 5, Mayla Liziero. A premiare vorrei qui Michele Sigolotto. Qui con me a premiare vorrei Filippo Puda. Buonasera Filippo. La fascia spettacolo questa sera va alla numero 9, Silvia Andreucci.
La fascia simpatia questa sera va ad Anna Giona, numero 10. Abbiamo la fascia ragazza talento Veneto 2020. Vince questa fascia Eleonora Castellero, premia Alberto Bettini. Veneto 2020, che è, prima di tutto però vorrei con me premiare Ivano Zé. Buonasera Ivano. La ragazza in gambe Veneto 2020 è Buian, numero 15. Allora, sempre Alberto Bettini che premia, qui con me, la fascia di ragazza sorriso, vedi pure qui Alberto, va a Claudia Ruggero. Ragazza fotogenia Alessia Gobbo, numero 7. Qui con me a premiare vorrei nuovamente Gighe Sigolotto. Ciao, la ragazza moda è Carlotta Gallegaro, numero 8. Emilia Romagna è Sara Tasca, la numero 16. La ragazza per il cinema Veneto è Stefania Ungureanu, la numero 4. Sul palco per ringraziarlo proprio pubblicamente un'ennesima volta Stefano, il titolare di questo splendido posto che ci ha ospitati in una maniera così stupenda, meravigliosa. Stefano, grazie veramente per l'accoglienza a noi, alle ragazze, a questi ospiti, veramente grazie davvero. Vi saluto, vi ringrazio tutti, vi do l'appuntamento ai prossimi eventi dove spero di rivedervi tutti quanti numerosi e auguro alle nuove miss un buon viaggio direzione
Sicilia, dove ricordiamo avranno modo di farsi valere e di mettersi in luce. Intanto ragazze, fate l'ultimo piscione e fate